Totila d'Oro, la più importante onorificenza della città di Treviso, è stato consegnato alla famiglia Giannakopoulos e al gruppo Media Nord-Est. Stamane la cerimonia a Santa Caterina. Il premio ad Antenna 3 ai suoi 40 anni di storia e informazione, ma anche a Don Canuto Toso, prete degli emigranti e dei trevisani nel mondo, e ai Francescato, famiglia del rugby. Nell'incidente di Bodega, dove ha perso la vita il 19enne Tommy Saccone, spunta l'ipotesi dell'auto pirata. A riferircelo in esclusiva l'amico che si è salvato. Resta intanto gravissimo il terzo giovane. Altri 2 incidenti mortali si sono verificati in giornata. Un malore ha fatto finire fuori strada un 52enne a Mareno. A Colfrancui morta una 72enne che in motorino si è scontrata con un furgone. 4 automobilisti su 13 sottoposti la scorsa notte a controlli antidroga dalla polizia stradale sono risultati positivi, dato sconcertante. Vigili urbani in Borghese scoprono un 15enne trevigiano mentre con un pennarello imbratta una delle colonne della loggia dei Cavalieri. Portato in caserma, è stato segnalato alla procura dei minori. Treviso e bufera sull'assessore all'istruzione, accusata di avere favorito amici indipendentisti come docenti per gli insegnanti delle scuole. Le minoranze chiedono le dimissioni, lei replica: tutto in regola. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la cerimonia dei Totila d'Oro che si è tenuta questa mattina nel complesso museale di Santa Caterina. 3 le onorificenze assegnate alla famiglia Giannakopoulos, titolare del gruppo Media Nord-Est, di cui fa parte anche Antenna 3, a Don Canuto Toso, volto della Trevigiani nel mondo, e alla famiglia Francescato, icona nel mondo del rugby trevigiano. Sentiamo. 3 Totila per 3 storie trevigiane. Antenna 3, i trevisani nel mondo e la famiglia del rugby. E i 3 volti che le rappresentano sono quelle dell'editore di Media Nord-Est Filippo Giannakopoulos, di Don Canuto Toso e di Rino Francescato. Non premi ma onorificenze che la comunità trevigiana assegna a chi la rappresenta nei valori. Valori di lealtà, valori di solidarietà, valori di servizio, valori di passione, ma soprattutto andremo a premiare quel valore che è un po' dentro tutti noi, ma che dobbiamo rispolverare tutti al più presto, che è l'amore per la nostra città. Il primo Totila è stato assegnato agli editori della nostra emittente per aver garantito continuità ad un servizio di informazione che dura da 40 anni. Notizie quotidiane che sono diventate la memoria storica di Treviso, della Marca e del Veneto. Per questo, nel consegnare all'editore di Antenna 3 il Totila, il sindaco Conte ha lanciato un nuovo obiettivo da raggiungere. Io un desiderio ce l'avrei, credo che possa essere un progetto che possiamo fare insieme, ma raccogliendo tutte quelle belle interviste, quelle immagini che da 40 anni sono entrate nelle nostre famiglie, potremmo pensare a un bel docufilm sulla città di Treviso che ci faccia capire in 40 anni com'è cambiata. Il secondo Totila d'Oro è stato assegnato a Don Canuto Toso per l'impegno nell'aver fondato e fatto crescere i trevisani del mondo. Emozionato il sacerdote mentre sfilavano i laberi delle diverse sezioni per un'associazione che tiene salde le radici per chi è dovuto emigrare all'estero a catar fortuna. Con questo evento ci sentiamo esortati nel valorizzare la nostra anzianità per riuscire a coinvolgere i discendenti nel proseguire la nostra storia seguendo l'ispirazione cristiana anima dello statuto associativo, come sta avvenendo nel Comitato Internazionale in poche sezioni, con la partecipazione dei figli e nipoti nei rispettivi comitati. Il terzo Totila è stato assegnato alla famiglia Francescato, che ha dato tanti campioni del rugby veneto e nazionale. Emozionanti le mete col doppio passo di Iva Francescato agli All Blacks, per uno sport che tutta la famiglia racconta ancora oggi e con una poesia come scuola di vita. Il ha impiantato poi in mezzo al campo, il ha tirato rete del qua del Camposanto e ha le sue bandiere tutte le feste, che è del colore bianco e celeste. Il campo era il campo di San Lazzaro. Lì Nello, dopo l'esperienza di San Giuseppe, ha cominciato a giocare a rugby e ha cominciato anche a drogarci di rugby. Lì abbiamo imparato i valori del rugby e abbiamo cominciato a sudare lì, a San Lazzaro, vicino al Camposanto proprio. Volti e storie oggi insigniti dei Totila, ma soprattutto esempio per le generazioni di domani. Perché è bello sentire parlare di zii, di nipoti, di padre, di madre come esempi da seguire, da imitare e da rispettare tanto. Quindi grazie davvero.
Come avete visto dunque insigniti dell'onorificenza anche la famiglia Yiannakopoulos, proprietaria del gruppo editoriale Media Nord-Est di cui fa parte Antenna 3, un riconoscimento per avere garantito continuità al servizio di informazione ai cittadini, un servizio che dura da 40 anni. Ci sentiamo veramente onorati di essere qui oggi a ricevere questa onorificenza, e se siamo qua oggi è perché la nostra storia personale si è intrecciata con una grande storia trevigiana che è quella di Antenna 3. Treviso ha assegnato il Totila d'Oro alla famiglia Yiannakopoulos, editrice di Antenna 3, che con Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4 Trieste compongono il gruppo Media Nord-Est. La massima onorificenza del capoluogo della Marca conferita oggi dal sindaco nella splendida cornice del complesso di Santa Caterina, con questa motivazione. La città di Treviso conferisce il Totila d'Oro quale riconoscimento per gli importanti risultati e il successo ottenuto con coraggio e lungimiranza, operando a servizio dei cittadini come voce della realtà veneta, per offrire un panorama informativo qualificato unitamente a programmi di approfondimento, valorizzazione e recupero delle tradizioni locali. Non un premio, ma da oggi un vincolo indelebile tra i trevigiani e la loro televisione, ma anche un segno di riconoscenza verso chi ha dato continuità al servizio di informazione che Antenna 3 garantisce da 40 anni. E proprio questa vicinanza quotidiana alla gente, alle persone, ha fatto sì che Antenna 3 sia così radicata, così importante, così punto di riferimento di una comunità. E quindi oggi è doveroso. Io ho 42 anni e mi trovo adesso a rappresentare un emittente che ha 40 anni di storia, quindi capite bene che io sono soltanto l'ultima staffetta che porta il testimone. 40 anni rivissuti nel corso della cerimonia con volti e immagini d'epoca, fino ad arrivare al quotidiano, garantendo come per il disastro ambientale del Bellunese sempre verità nelle notizie. Abbiamo dovuto far fronte a un ulteriore problema, oltre al vento, la pioggia e i danni, che erano le fake news, e quindi grazie proprio a Antenna 3 abbiamo potuto mettere a tacere tutte quelle false notizie che circolavano, ma soprattutto i cittadini, anche quelli colpiti dal disastro, hanno potuto sapere in tempo reale quali erano i movimenti dei soccorritori e qual era lo stato attuale dei fatti. Un legame tra emittente e territorio che continuerà. A questo punto qual è l'impegno che posso prendere in maniera ufficiale qua davanti a voi oggi, moralmente davanti a Treviso, alla provincia, al Veneto, è che Antenna 3 starà sempre dalla parte dei cittadini, continuerà questa storia di informazione, di comunità. Ecco, l'intera cerimonia di consegna dei Totila d'Oro verrà trasmessa integralmente domani sera, domenica, a partire dalle 21:15 su Antenna 3. Ed ora passiamo alla cronaca con una notizia giunta proprio in questi istanti in redazione. Si tratta di una rapina a mano armata che è stata messa a segno proprio pochissimi minuti fa, all'orario di chiusura, al supermercato Famila in strada Ovest. 3 banditi armati di pistola sono entrati nel supermercato seminando il panico tra i presenti. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso del telegiornale con ulteriori particolari su questo fatto. E la pagina di cronaca di oggi è davvero una pagina molto corposa, perché quella di oggi è stata una giornata davvero drammatica sulle strade della nostra provincia. A Colfrancui di Oderzo una donna di 72 anni, Milena Montesel, residente a Ormelle, ha perso la vita in seguito ad un incidente verificatosi nella tarda mattinata sulla Postumia a Oderzo, all'altezza della rotonda per Colfrancui. La donna era in sella ad un ciclomotore ed ha urtato violentemente contro un autocarro fermo a lato della strada, pare per dei lavori di pulizia del ciglio. Subito soccorsa dal personale del 118, l'anziana è stata portata all'ospedale di Oderzo, dove purtroppo si è spenta poco dopo
dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri. Ancora in corso di accertamento l'esatta dinamica della tragedia. Ed un altro incidente mortale si è verificato sempre questa mattina a Mareno di Piave. A perdere la vita un 51enne finito con l'auto contro un albero in seguito ad un malore. L'auto che improvvisamente sbanda invade l'altra corsia e si schianta contro un albero. È morto così stamane Giuseppe Ippolito, 51 anni, residente a Vazzola. L'incidente in via Vittoria, Mareno di Piave, poco dopo le 10. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Sull'asfalto non vi sono segni di frenata. L'ipotesi ritenuta più probabile è che l'uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida della sua Opel, perdendo il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia della Polstrada di Treviso, i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 51enne. Giuseppe Ippolito, originario della Sicilia, si era trasferito da tempo a Vazzola con la famiglia ed era noto per la sua attività di pizzaiolo. Una persona solare e stimata, non aveva manifestato problemi di salute che potessero far presagire la tragedia. La data dei funerali non è ancora stata fissata. E torniamo ora a parlare dell'incidente di Godega di Sant'Urbano dell'altra notte, nel quale ha perso la vita il 19enne Tommy Saccon. Spunta ora l'ipotesi dell'auto pirata. A riferirlo in esclusiva al nostro microfono è il terzo ragazzo di San Fiore in auto con gli amici, che si è appunto salvato. Restano invece gravissime le condizioni dell'altro amico che era seduto accanto a Tommy in macchina. Sentiamo. Cosa è successo? Eravamo in tre in macchina, Tommy guidava, l'altro era passeggero al suo lato, poi c'ero io da parte del conducente dietro. Stavano prendendo la curva finché almeno mi è sembrato di vedere una macchina comparire che ci veniva incontro in mezzo alla strada. La curva l'ha presa male e siamo finiti nel fosso, altro non ricordo perché penso di aver anche perso i sensi. È tornato a casa il terzo ragazzo rimasto coinvolto nell'incidente dell'altra notte a Godega di Sant'Urbano ed è quasi certo che nel sinistro sia coinvolta una seconda auto, un'auto pirata. Una macchina in senso opposto che ha invaso la vostra carreggiata. Tommy a quel punto cosa ha fatto? Ha cercato di non andarle incontro e siamo finiti nella curva giù per il fosso. Questo sì, ma lei ricorda? Sì, questo è quello che ricordo perché è stato un istante, tempo di chiudere gli occhi e è successo questo. Era buio, non ha visto bene l'auto che vi veniva incontro? No, zero. Dimesso da poche ore dall'ospedale di Conegliano, fortunatamente senza gravi traumi, ha ancora impressi nella mente quei terribili istanti. Zona industriale, via Cordignano, Lo Schianto. Tommy Saccon, 19 anni appena compiuti, morto praticamente sul colpo. L'altro amico di 18 anni seduto al posto del passeggero che lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Cattinara a Trieste. Lui, con la voce rotta dall'emozione, nonostante la ferita alla testa, si considera un miracolato. Sì, me ne sono reso conto. Lei adesso incontrerà i familiari dei suoi amici? Spero di sì. Cosa ci tiene a dirgli? Sì, sono dispiaciuto, una cosa simile non se l'era immaginata nessuno, io cerco di dare più sostegno possibile alla famiglia e a tutti quanti. Per qualsiasi cosa io per loro ci sono. Per la comunità di San Fior, quello pagato alla strada è un tributo che continua a rimanere troppo alto. Solo un anno fa, nel gennaio del 2018, era toccato ad un altro 18enne, Massimo Pizzol. La realtà è che probabilmente non ci abbiamo messo abbastanza per istruire questi ragazzi, per sensibilizzarli al fatto che il pericolo ci abbiamo sempre in agguato, soprattutto quando fa buio, soprattutto quando si è in un'auto, soprattutto quando si è con amici, perché la disattenzione è normale.
4 persone alla guida di autovetture sulle 13 sottoposte la scorsa notte a controlli sul consumo di sostanze stupefacenti da parte della Polizia Stradale di Treviso sono state riconosciute positive al controllo con precursore droga, in particolare per la presenza di cannabinoidi ed anfetamine. Lo rende noto la Questura, sottolineando comunque che i test dovranno essere integrati da esami di laboratorio che sono tuttora in corso all'ospedale di Treviso. Nel corso degli stessi controlli sono stati riscontrati anche 6 casi di guida in stato d'ebbrezza su 40 automobilisti sottoposti al controllo. Tutti i conducenti si sono visti ritirare la patente e annullare 10 punti. La storia dei bambini immunodepressi è una grande bufala, così aveva tuonato l'ex sindaco di Resana Loris Mazzorato a proposito dei vaccini, e questa è la risposta di una mamma che abbiamo intervistato. Sentite. Detto da un sindaco mi fa una paura tremenda, visto che il sindaco deve essere il massimo garante della sanità in un comune. Comincia così la sua risposta alle dichiarazioni di Loris Mazzorato. L'ex sindaco di Resana, parlando di vaccini, aveva messo in discussione il fatto che la copertura vaccinale serva anche a tutelare i bambini immunodepressi, che il vaccino non lo possono fare, arrivando a definire la questione una grande bufala costruita per spaventare i genitori. È inutile che spaventino e terrorizzino i genitori e li obbligano su cose che non sono né in cielo né in terra. A rispondergli è questa signora che preferisce non essere ripresa in volto per tutelare la figlia minorenne. Signor ex sindaco, si faccia un giretto, i bambini immunodepressi non frequentano i centri commerciali, non frequentano i cinema, non frequentano le palestre, non vanno in piscina, come ha detto lei, sono bambini che vivono isolati dal mondo. Situazione che la signora conosce bene, essendo mamma di una ragazzina di 14 anni colpita dalla leucemia, diagnosticata quando aveva appena 3 anni e da cui sta lentamente guarendo, dopo un lungo calvario di chemioterapia, miglioramenti e ricadute. Solo ospedale, casa, ospedale a casa. Quando finisce la fase più terribile ed entrano in mantenimento, ma sono comunque bambini gravemente immunodepressi perché viaggiano con la metà del numero minimo di globuli bianchi. Nella fase acuta della malattia oncologica, precisa questa mamma, i bambini non possono comunque frequentare la scuola, ma dopo la possibilità di farlo diventa essa stessa parte del cammino di guarigione. E il fatto per loro di frequentare la scuola è la prima via di uscita in un tunnel buio e dolorosissimo, per cui il fatto di poter frequentare in un ambiente sicuro è la cosa più bella che gli si possa permettere di incontrare bambini della loro età. Mazzorato aveva inoltre paragonato la legge sui vaccini alle leggi razziali 238. Non paragoni i bambini Novax agli ebrei poveri che ne hanno subite di cotte e di crude. I bambini Novax sono figli di persone, mi permetta, ignoranti, che espongono i propri figli a malattie che potrebbero essere ormai debellate e invece purtroppo ci dobbiamo scontrare ogni giorno. Pubblicità, ora ci rivediamo tra pochissimo. E rieccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Siamo alla pagina politica con le elezioni comunali in uno dei principali centri che andranno al voto della Marca Paese, presentazione ufficiale della candidata della Lega Katia Uberti. Un coronamento, diciamo, di un'esperienza politica amministrativa che è iniziata quando avevo poco più di 20 anni. Questo sarebbe per Katia Uberti, militante storica del Carroccio e assessore uscente della giunta Pietrobon, l'elezione a sindaco di Paese, che vedrebbe così in carica la prima donna nella storia amministrativa del comune. Presentazione ufficiale per la candidata di Lega, Fratelli d'Italia e una civica di cittadini legati al mondo del volontariato. All'appello manca Forza Italia, con cui non si è trovato l'accordo e che correrà con l'attuale vice sindaco Martino De Marchi. Noi pensiamo di avere una buona squadra, una grandissima candidata che può fare benissimo, qualcuno ha scelto altre vie, mi dispiace, noi siamo qua, andiamo avanti. Paese è uno tra i comuni principali ad andare al rinnovo a fine maggio. Nel segno, si augura Uberti, della continuità del lavoro svolto dal sindaco e dall'intera squadra.
Cose da fare ce ne sono ancora molte. Andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Dopodiché ci sono alcune opere pubbliche da portare a termine. Un pallino che io ho è quello della piazza di Paese. Demoliremo quelli che sono gli edifici in modo tale da creare più spazio e parcheggio, ma l'obiettivo appunto dell'amministrazione è creare una piazza nel capoluogo per poi favorire quello che è il momento di aggregazione. Diciamo che le opere che abbiamo intrapreso sicuramente le porteremo avanti. La continuità consentirebbe di portare avanti un progetto che è già iniziato e sui quali appunto abbiamo investito non solo le risorse ma anche la nostra capacità come amministratori. E magari sognare in grande, ad esempio trasformare in un parco l'ex cava Sabbia del Brenta tra Paese e Castagnole. Servono risorse e anche in questo l'autonomia del Veneto darebbe una mano. L'autonomia agevola maggiormente gli enti locali, quindi quella è l'aspettativa che noi attendiamo. Dopo gli episodi di vandalismo registrati nelle ultime settimane ai Buranelli a Porta San Tommaso, ieri pomeriggio un nuovo caso si è verificato alla Loggia dei Cavalieri, ma questa volta il vandalo è stato bloccato dagli agenti della polizia locale. Si tratta di un quindicenne che aveva appena imbrattato una colonna con delle scritte. Risultato privo di documenti, il giovane è stato portato al comando per l'identificazione. I vigili urbani hanno accertato che si tratta di un quindicenne residente in città. Il ragazzo è stato riconsegnato al padre. A suo carico verrà fatta una segnalazione alla procura dei minori per i reati di danneggiamento e deturpamento che prevedono sanzioni fino a 6.000 euro. Ed ora i corsi di lingua veneta avviati dal comune di Treviso. Il consigliere dei 5 Stelle Domenico Lo presenta un'interrogazione contro l'assessore Nizzetto. Sentiamo perché. Lei trova singolare che ci sia un urologo che fa un corso per il Veneto? Diciamo che è una delle domande che ho posto con la mia interrogazione. Un urologo docente per corsi di lingua e cultura veneta che il Comune di Treviso ha avviato per insegnanti, genitori e studenti e che rilascerà un attestato utilizzabile per crediti formativi. E non è l'unica circostanza che il consigliere comunale ha scoperto facendo un accesso agli atti. E poi c'è anche la questione legata all'appartenenza dell'assessore Nizzetto alla stessa associazione che riceverà un finanziamento comunale di 750 euro proprio per questi corsi. L'assessore in questione è Silvia Nizzetto, alla quale lo Sapio ha mandato l'interrogazione per dei corsi dove la cifra complessiva a bilancio è di 2.750 euro, di cui 2.000 per il corso di lingua veneta. Per lo Sapio la questione non è tanto l'obiettivo dei corsi quanto chi li tiene. Il docente che terrà i corsi di lingua veneta ha partecipato in passato a occasioni pubbliche nelle quali veniva presentato come ministro e consigliere del Serenissimo Veneto Governo. Insomma, secondo lo Sapio, più che corsi di Veneto sarebbero corsi di indipendenza veneta. Il fatto che si vada nelle scuole a parlare di temi così vicini alle questioni, diciamo, politiche, secondo me può porre qualche problema di opportunità. Un caso che monta tanto che oggi le forze politiche di minoranza hanno chiesto le dimissioni dell'assessore Nizzetto. Sentiamo. Noi chiediamo in primis per l'opportunità politica della scelta all'assessore Nizzetto di consegnare le deleghe a Conte. Conte valuterà se farla continuare nel suo incarico o se accettare le sue dimissioni, però se è una persona seria si deve dimettere oggi seduta stante e Conte secondo me deve accettare le sue dimissioni. La denuncia dell'esponente 5 Stelle Domenico Lo Sapio compatta le file dell'opposizione che chiedono le dimissioni dell'assessore all'istruzione Silvia Nizzetto, colpevole a loro dire di aver sponsorizzato la presenza tra i docenti che terranno corsi preparatori per gli insegnanti delle scuole cittadine di alcuni appartenenti a Indipendenza Veneta. Ma insomma diciamo che sono tutti candidati suoi compagni di lista nelle liste di Indipendenza Veneta questi, insomma se si vuole insegnare l'indipendenza veneta nella scuola dell'obbligo, nella scuola pubblica italiana, noi siamo fermamente contrari. Se si vuole insegnare la lingua veneta allora se ne può discutere, però si facciano diciamo, i bandi di assegnazioni in maniera limpida, chiara e non agli amici dell'assessore. Altro che dimissioni, Nizzetto rispedisce al mittente le accuse sia dei 5 Stelle che del Partito Democratico. Non credo ci sarà nessuno che vacilla. Poi va oltre e contrattacca. Trovo francamente sconcertante il porre la questione, nel senso che è veramente posta sotto il profilo della visione, diciamo, strettamente politica, e
se guardassimo solo a questo non dovrebbe più andare in TV nei cacciari, non dovremmo tenere corsi come invece rientrano nelle scuole di affettività, corsi tenuti dall'ANPI piuttosto che da altri che appartengono chiaramente a degli schieramenti politici. Quindi non posso che sorridere, nel senso che agli atti c'è tutto. Questo corso rientra, corso che poi sono lineamenti di storia, rientra assieme ad un pacchetto di 29 ed è stato fatto un bando con tanto di una commissione di cui io di sicuro non faccio parte. Vadano pure agli atti, i curriculum parlano da soli, perché quando si parla di Ateneo Veneto forse qualcuno non sa cosa significa fare lezioni e organizzare incontri di storia all'Ateneo Veneto e presso l'ordine tra l'altro degli avvocati di Venezia. Quindi daremo le risposte giustamente che sono state chieste, però ripeto, trovo una forma di razzismo anti veramente veneti e storia veneta a questo punto, cioè mi sembra di tornare ai tempi dell'Unione Sovietica. Ed abbiamo un aggiornamento relativamente alla rapina che si è verificata poco prima dell'orario di chiusura al Famila in strada Ovest. 19:15, due malviventi con il volto travisato che parlavano con accento veneto armati di pistola sono entrati nel supermercato minacciando i presenti e minacciando un'impiegata. Si sono fatti consegnare 6.000 euro in contanti. A quanto pare sono stati presi in ostaggio anche alcuni volontari di Action Aid che si trovavano appunto all'interno del supermercato. Clienti fatti stendere a terra, sono stati attimi di panico. Sul posto, come vedete dalle immagini, la polizia e i carabinieri. Ed ora proseguiamo con un appuntamento a Castelfranco promosso dagli artigiani per parlare del futuro del mondo produttivo. Sentiamo. L'economia del territorio della Castellana e il suo futuro si sono interrogati sugli scenari che attendono il mondo produttivo, gli artigiani di Castelfranco Veneto, riuniti a convegno al teatro accademico insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle altre categorie. Questo territorio negli anni passati è stato un territorio sicuramente fertile per la nascita e la crescita di molte aziende artigiane. Dopo la crisi abbiamo avuto molte defezioni, molti nostri associati hanno dovuto chiudere l'azienda. Oggi siamo qui per parlare, constatare, vedere se ci sono comunque delle prospettive prossime e future sicuramente più positive. Gli argomenti che trattiamo questa sera sono sicuramente importanti, ma ritengo che l'economia oggi di questo territorio si basa sullo spirito imprenditoriale di tutti i nostri imprenditori associati che abbiamo. Credo che il concetto di fare impresa da soli oggi è superato. Il nuovo modello di business ha insegnato che in questo tempo, parlo per esperienze personali, parlo di Garmot, società che ho rilevato appunto nel 2014, che ha trovato il suo pieno sviluppo quando ho iniziato a creare rete di collaborazione con i miei soci attualmente, che hanno portato Plus, valore aggiunto. Bressan è convinto che il nord-est rimanga, malgrado la crisi, la locomotiva d'Italia. Nessuno ha la sfera di cristallo, però vedendo quelli che sono i forecast che abbiamo noi, le previsioni che abbiamo noi, credo sia ancora vero questo, vuoi per le caratteristiche dei noi veneti, vuoi per i territori che rappresentiamo, ma credo anche per le opportunità che abbiamo. Ma tra gli ostacoli che l'artigiano ha bisogno di rimuovere c'è sempre quello della burocrazia. L'imprenditore e in particolare l'artigiano, soprattutto quelle imprese costituite da 1, 2, massimo 3 elementi, lottano contro il tempo e quindi devono lavorare sul campo, quindi prendere gli attrezzi, partire con la cassetta, e tante volte non hanno le energie, le capacità e gli strumenti anche per poter affrontare tutta una serie di elementi burocratici che a volte li costringono a fare delle scelte anche esagerate. Io auspico che tutto venga alleggerito. Il tempo che dedichiamo a molte di queste documentazioni sicuramente che ritengo importante e doverosa, ma sia superiore a quelli che sono i limiti che possono sopportare le nostre aziende oggi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Un fronte perturbato si avvicina alle nostre regioni, ecco che il tempo potrebbe peggiorare lievemente, ma vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto sarà più soleggiato al mattino, col passare delle ore più nubi anche con deboli piovaschi sul Bellunese. Entro la nottata qualche pioggia anche altrove. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime comprese invece tra 13 e 19 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Qualche debole precipitazione sparsa sarà possibile sui monti, mentre sulle coste sarà più asciutto e stabile. In serata non si esclude che le piogge possano estendersi anche al resto della regione. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tanto sole ovunque, il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, ma anche qui peggiorerà in serata con l'arrivo di qualche piovasco. Temperature minime sui 4 gradi, massime sui 15 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.